Tanto questo attobbio, chi è scurtai commu, si intitola da Affaeddare in sardu no deghe da una femmia. Faula, i femmiasa e sa limba in Sardegna e altre nazioni che in sei stato. Galizia, Corsica e Paese Basco. Funti con nosu, costumari e di Torroso Graziasa, Iria Lua Abeicion Lorenzo, posto galego. Comincia a entrare. Issa e Federica Marrocco posto sardo. Marina Branca posto corso. Giune Teiecea Franco posto euskera. Caterina Vittoria Roselli posto gadduresu. Aissasa eusu pediu de si contai itagainaia e si fueddadorasa dell'imbasa che fa in parti de nazioni che in sei stato. Calisia das esperienze personali soru e commenti triballan tappo permitti a esattras femmiasa de torrai in poderiu de logusu e manerasa de comunicai. Adesso in un momento de compartidura, de concambio, de confronto, ma finza a un attobbiu de autocoscienza femminista. L'autocoscienza femminista è una pratica che nasce da su bisogno dei femmiasa, de s'attobiai, può torrai o può diventare attorasa politicasa, soggettus politicus. Non commenti personas e via, ma commenti parti di una collettività che da imprassidi, che è capace tanto di espressare coscienza comparzia. Tanto l'obiettivo dei femministas de Ariseu, commenti oggi su nostro, fiat cussu de non pezzi questionai a isatrus, ma con isatrus, in parisi con isatrus, ponendo sul centro sa chirca de inchiseus e de può comprendi finza sa candu e cantu si intendeus liberas de essi commenti careus. In prusu commenti schidesi, Assemblea Nazionale Sarda avvalora da in limbas minorizzadas, po gustu eus usau sa libertà di ai ospiti stranzas de questionai in sa limba propria. Seu siguras chi si strago de sighisa is allegas me in limbas stranzas adessi un accreschitori de valori po gustu attobbiu. E si può leggere in traduzioni in si schermo, a su manco detto tu in lingua stranzas, taneus in noga Francisca Azzoro, una traduttora che sa aiutare con le traduzioni, commenti appunto primo in italiano, is preguntas andata fattas a sa fine, dove si logo e spazio poi preguntas a sagoa de questo attobio. E basta, grazie e buon ascolto. Unha historia sociolingüística e de transmisión interxeracional. Ao longo do século XX, o galego sufriu un proceso de desprazamento progresivo fronte ao castelán, que se presenta como lingua do progreso, da escolarización e da mobilidade social. Este fenómeno afectou especialmente ás áreas urbanas, onde falar galego ou ter características dialectais non normativas constituía un estigma social. Para os homes, o galego quedou asociado á incorporación ao mundo adulto e laboral, sobre todo no rural. Para as mulleres, con todo, a situación foi máis complexa. O galego era percibido como unha marca de inferioridade que lles dificultaba o acceso a ámbitos públicos e profesionais
reforzando a súa relegación ao espazo doméstico. No ámbito familiar, a transmisión interxeracional converteuse no punto crítico. Durante décadas, moitos proxenitores, e moi especialmente as nais, encargadas tradicionalmente da socialización inicial dos fillos, optaron por empregar o castelán coas crianzas, convencidos de que esa elección lles abriría portas educativas e laborais. Esta decisión explica que a ruptura na transmisión do galego tivese un impacto tan profundo. Cando a nai, principal transmisora na primeira infancia, renuncia á lingua, a continuidade xeracional queda prácticamente rota. A influencia do pai tamén é relevante, mais os estudos sociolingüísticos coinciden en que a lingua da nai pesa máis na configuración lingüística inicial dos fillos. Os datos dispoñibles confirman esta evolución. Segundo o Instituto Galego de Estatística, só 7% dos nenos de 15 a 14 anos fala sempre en galego, fronte ao 40% das persoas maiores de 65 anos. Isto revela dúas tendencias. Por unha banda, que o galego resiste entre as xeracións máis vellas e, por outra, que se transmite cada vez menos ás novas. A explicación está nas mudanzas sociais, iniciadas a finais de século. A migración rural-urbana, a presión escolar, o consumo de medios de comunicación exclusivamente en castelán e a percepción do castelán como lingua útil e moderna. A isto engádese un contraste entre competencias e usos. A maioría da poboación comprende o galego, 92,7%. Sábese expresar oralmente, 83,1%, e incluso lelo, 83%. Con todo, só un 73,3% escribe con corrección e, sobre todo, unha porcentaxe moito menor o emprega como lingua habitual. A diferenza entre saber galego e usalo de maneira espontánea é, polo tanto, unha das chaves para entender a súa debilidade actual. Finalmente, tamén se percibe unha mellora nas actitudes explícitas. Cada vez máis persoas declaran valorar positivamente o galego. Porén, persisten actitudes implícitas negativas, asociando o galego con falta de educación ou de proxección social. Estes prexuízos afectan máis ás mulleres, xa que a súa conducta lingüística está sometida a un xuízo social máis severo, sobre todo en contextos urbanos e profesionais. O paralelismo entre a situación da muller e a do galego é evidente. Ambas foron idealizadas e confinadas ao ámbito doméstico, afastadas do recoñecemento público e das esferas laborais e intelectuais. No caso das mulleres galegas, este paralelismo tradúcese nunha dobre limitación. Por unha banda, a subordinación de xénero e, pola outra, a de clase e lingua, ao identificarse o galego co atraso. Neste contexto, as mulleres sufriron unha discriminación engadida. O uso de características dialectais fora da norma ou o emprego do galego eran obxecto de burla e de exclusión, especialmente nas cidades. Como resposta, moitas decidiron transmitir o castelán ás crianzas como estrategia de supervivencia social e como ferramenta para mellorar as oportunidades educativas e laborais da súa descendencia. A elección da lingua converteuse así nun mecanismo de protección, mas tamén
nun dos principais factores que explican a perda interxeracional do galego. Non obstante, houbo mulleres que, por apego á tradición, por consciencia política ou por identidade comunitaria, conservaron o galego como lingua principal e transmitironllo á descendencia. Estes casos resultaron decisivos para garantir que o idioma non desaparecese completamente en determinados espazos. En termos xerais, os estudos coinciden en que actualmente as mulleres transmiten menos o galego que os homes. Mais tamén subliñan que, cando unha nai mantén unha actitude firme de transmisión, a lingua resiste con moita máis forza ca se é só o pai ou outros familiares quen a empregan. Compre salientar tamén que as mulleres son máis vulneráveis á discriminación pola súa fala. Diversas investigacións amosan que os prexuízos contra o acento galego son máis duros cando se trata dunha muller e que incluso outras mulleres son máis críticas nese xuízo. Esta presión social condiciona a conduta lingüística femenina e explica en parte a súa tendencia recente a optar polo castelán. A pesar disto, a muller non debe ser vista únicamente como víctima da situación sociolingüística, senón tamén como suxeito central da revitalización. Na súa condición de principais transmisoras na primeira infancia, as nais poden converterse nun motor de cambio. De feito, algunhas correntes feministas e ecolingüísticas propoñen que a loita pola igualdade de xénero e a defensa da lingua se aborden conxuntamente, como dúas frontes complementarias dunha mesma batalla contra a discriminación e a favor da diversidade. O principal reto para o galego segue a ser garantir a transmisión interxeracional, debilitada dende os anos 60, moderada nos 90 e moi minguada nas primeiras décadas do século XXI. A presión do castelán, lingua dominante, segue a actuar con forza, sobre todo entre a poboación máis nova. Outro desafío crucial é combater os prexuízos implícitos, aqueles que operan de forma automática e inconsciente e que asocian o galego co atraso ou coa falta de dinamismo. Estes prexuízos afectan con especial intensidade ás mulleres e, como vimos comentando, pois a súa conduta lingüística está sometida a un escrutinio social moito máis severo. Compre tamén desenvolver máis investigacións empíricas que aborden especificamente a relación entre lingua e xénero, dado que a maior parte dos estudos dispoñíveis analizan estes factores de maneira indirecta. É preciso contar con datos primarios que permitan entender os mecanismos de transmisión e deseñar políticas públicas eficaces. Finalmente, a perspectiva interseccional preséntase como unha vía de análise e acción indispensável. É fundamental conectar lingua, xénero, clase social e territorio para comprender mellor as dinámicas que condicionan o uso do galego e elaborar estrategias de revitalización máis realistas. A situación do galego é complexa, mas non está exenta de esperanza. A maior parte da poboación coñece, comprende e valora a lingua. Ademais, existe un número crecente de persoas que, mesmo sen seren galegofalantes iniciais, deciden adoptala como lingua de uso habitual, converténdose en neofalantes. Neste proceso, as mulleres son pezas centrais, pois a súa influencia na transmisión inicial é decisiva. A loita pola igualdade de xénero e a revitalización do galego poden reforzarse mutuamente. Erradicar a discriminación de xénero favorece tamén a loita contra a diglosia
e viceversa. En definitiva, a defensa da diversidade lingüística require dun compromiso firme co galego, entendido como parte inseparável da loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. O futuro da lingua dependerá da capacidade colectiva para articular igualdade e diversidade como parte dun mesmo proxecto social. Graciñas. Kaixo, June Tilletzea dut izena, Euskal Herritik nator eta euskara ordezkatzen dut. Erresistentzia eta berjabetze historio luzea duen hizkuntza gutxitua. Iga hizkuntza gutxituen hiztun gazteen topaketaren antolatzaile taldeko kide naiz. Topaketa 2 urtez behin egiten da Gasteizen eta mundu osoko hizkuntza komunitatetako aktivista gazteak biltzen ditu. Azken edizioaren antolakuntzan parte hartu dut 2025ko uztailean. Igari esker 2023an ezagutu genuen Marko Piraz. Eta aurten ere bat egin ahal izan dut Katerinarekin eta Ricardorekin. Iaz Paulasera etortzear egon ginen, eta horregatik aurten gonbidatu gisa hemen egon ahal izateak ilusio handia egiten digu. Bai Oskar nire proiektukideari eta bai niri. Guretzat oso pozgarria da adiskidetasun, lankidetza sare, eta borroka partekatu horiei hemen jarraipena eman ahal izatea. Funtsezkoa iruditzen zaidan liburu batetik abiatu nahi dut. Trikua esnatu da, euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara. Lore Agirre Dorronsoro eta Idurre Eskizabe Larrañagarena. Bertan, feminismoaren eta euskararen arteko gurutzaketa planteatzen da. Berez, hizkuntzaren eta generoaren arteko gurutzaketa dena. Ideia nagusia da, bi borrokak, feminista eta linguistikoa, mendeko posizioetatik eraikitzen direla. Historikoki bazterretan kokatutako subjektuetatik. Eta horregatik, hain zuzen ere, elkar topatzen dutenean, elkarpen handia egiten dute, eta aliatu bihurtzen dira. Naturalizazioaren kontzeptua funtsezkoa da menderatze modu gisa. Emakumeei bezala, eta hemen enaizari soilik emakume zizei buruz, baita historikoki baztertutako gorputz eta identitatei batez ere, esate baterako trans, queer edo disidente sexualak. Berez, azpikotzat edo bigarren mailako rol batera bideratutzat jo izan gaituzte. Eta euskaraz hitz egiten dugunok ere atzeratutzat, kulturagabetzat edo espazio publikoak okupatzeko ezgaitzak jo izan gaituzte. Naturalizazio hori, Angela Davisek zapalkuntza hirukotzaz, arrasa, klasea eta generoa, hitz egitean azaltzen zuen bezala, hierarkiak betikotzeko sistemaren arma indartzunetako bat da. Eta hizkuntza eta generoa gurutzatzen direnean, hierarkia horiek indartu egiten dira. Hizkuntza ez da inoiz neutroa. Botera harremanak, espektatibak eta desberdintasunak transmititzen eta erreproduzitzen ditu. Euskararen kasuan, hitz egiteak bazterketa, lotsa edo eskola zigorra ekarri du denbora luzez. Emakumeentzat eta nortasun disidenteentzat egoera horrek mendekotasun bikoitza edo askotarikoa ekarri du. Generoagatik, hizkuntzagatik eta historikoki mendekoak izan diren erresistentzia gorputzetako kide izateagatik. Sarritan, mugikortasun sozialerako eta prestigiorako bide gisa hizkuntza nagusia, gaztelania, hartzera bultzatu gaituzte. Euskararen belaunaldien arteko transmisioa ahulduz.
Hor sartzen da intersekzionalitatea, funtsezko tresna gisa, generoa, hizkuntza, gizarte klasea edo jatorria ezin dira bereizi. Ezin dira bereizi. Eguneroko bizitzan gurutzatzen dira, eta elkarri lotutako zapalkuntza esperientziak eratzen dituzte. Bidegurutze horretatik, bertatik, sortzen dira ahalduntze kolektiborako modu berriak ere. Azkenaldiko historiari begiratuz gero, emakumeak erabakigarriak izan dira euskararen transmisioan, batez ere familian. Aldi berean, presio handiagoa jasan dute hizkuntza gutxitua usteko eta prestigiozko hizkuntzara egokitzeko. Tentsio horrek zauriak utzi ditu, baina era berean asko hizkuntza biziberritzearen protagonista bihurtu dira. Haurrak euskaraz hastea erabakitzen duten ametatik hasi eta mugimendu kultural, feminista eta komunitarioak bultzatzen dituzten gaztetaraino. Gaur egun, feminismoak euskara pentsatzeko marko berri bat ematen digu. Euskaraz hitz egitea eta nork bere burua feministatzat hartzea, ordena nagusia kolokan jartzen duten eta desberdintasunaren naturalizazioa hausten duten bi erabaki kontziente dira. Eta feminismoak gogorarazten digu, hizkuntza ez dela soilik identitate edo kultura simbolo bat. Justizia sozialaren aldeko borroka eremu bat ere bada. Horregatik, erresistentzia gorputz anitz hauetatik, espazio publikoetan euskaraz hitz egitea, ekintza politiko eta feminista bada. Kontua ez da soilik hizkuntza bizirik mantentzea, baizik eta emantzipazio tresna gisa esanaiz berritzea, diskurtso nagusiak borrokatzea eta duintasun eta justizia esparru berriak irekitzea. Azken batean, euskarak eta feminismoak ekitatearen eta duintasunaren aldeko borroka berbatean egiten dute. Galizian, Korsikan edo Sardeinian bezala, emakumeok eta nortasun disidenteok gara hizkuntza biziberritzaren protagonistak. Gure hizkuntzan hitz egiten dugun bakoitzean, etorkizun posibleak idazten ari gara, hierarkiei aurre eginez eta kolektiboki aukera ezberdinak eraikiz. Eskerrik asko. Gracias. Approfitto per ringraziare a Catalina per l'invito e a Hans. Sono proprio felice di essere qui, dunque a ringraziarvi. Posso cominciare? Sì? Ok. La sostituzione linguistica sarà colpa di ogni e si potrà rivitalizzare il corso senza un riacquisto linguistico di idoni. Ecco due domande incrociate e fondamentali che ci possiamo fare per il corso. Il fatto di voler parlare una lingua o no è legato alle rappresentazioni che noi abbiamo di questa lingua. Durante il XX secolo, la lingua corsa è stata a poco abbandonata, perché era legata a un insieme di rappresentazioni che erano associate all'epica, alla miseria e alla povertà. I locutori avevano a tempo competenze per parlare e interlocutori manenti, ma non avevano più il desiderio di parlare corso. Infatti, secondo il sociolinguista Gianmaria Comiti, i doni hanno avuto un ruolo importante in questo processo di cambiamento linguistico. Si può dire che l'emancipazione dei doni è stata proprio legata all'abbandono della lingua, perché in una società corsa patriarcale i doni erano mantenuti in una posizione di dipendenza e di subordinazione. Con la sua emancipazione progressiva, a partire dagli anni 60, i doni hanno vinto una certa indipendenza di petalomini,
soprattutto a livello economico. E a lingua di upani, chi dà a mania, a lingua dell'amministrazione, di promozioni sociali, tanto era il francese. L'indipendenza economica era assicurata da a maestria di francese. C'è anche un altro elemento importante da spiegare a francofonizzazione di idoni. All'epoca i femmini non sono mica stati cresciuti come i maschi. Tra fratelli e sorelle ci poteva essere una socializzazione sfarinziata secondo il genere. A testimonianza di Anne Laure, che è nata nel 1974, è proprio utile per capire questi meccanismi. Mi diceva in un'intervista: i miei parenti, tre figli, parlavano quasi sempre il corso, ma anche noi parlavano francese. E c'era un mio fratello che ha imparato a parlare il corso da giovane, perché battia sempre come babbo e i miei missiavi e tutti gli anziani, perché andavano a caccia e sentia tutta questa gente che parlavano il corso. I miei missiavi e i miei due minani parlavano sempre il corso tra loro. Dunque io è stato impegnato da Tiugo. Anche io mi vergognavo. Ho capisci bene, ma non parlavo mica e mi sono messa tardi a parlare il corso. Per i maschi c'è stato un mantenimento più importante della lingua per via di una socializzazione sfarinziata, che dà accesso a spazi linguaggiati in corso come a caccia, o bar, l'amico di babbo, i zii, i missiavi, eccetera. E invece, per i doni, la socializzazione è stata un poco diversa e ha avuto pure un'influenza nella sua pratica. Nel 2021, la collettività di Corsica, a Regione Corsa, ha realizzato un'inchiesta sociolinguistica per valutare le competenze e le pratiche e le rappresentazioni di un corso. Quindi, che hanno scritto il rapporto, hanno formulato e validato l'ipotesi che la pratica della lingua sarebbe sfarinziata secondo il genere. Infatti, i risultati mostrano bene che i doni parlano di più francese che gli uomini e che hanno una pratica più occasionale che quotidiana. Negli anni 70 c'è stato un movimento socioculturale importante, chiamato Riacquisto. E all'epoca una manata di donne, artisti, attivisti, hanno aperto la strada per altre donne, dando una visibilità alla pratica femminile di un corso. Questa visibilità ha permesso di dare un prestigio nuovo, di normalizzare la pratica femminile e di creare una leva nuova di locutrici, di neolocutrici. Tanto i media, il canto, la letteratura, il teatro hanno avuto e hanno sempre un ruolo importante per suscitare una certa invidia e stimolare la creazione di locutrici. Oggi, la presenza di donne corsovani in uno spazio pubblico si è proprio normalizzata, ma allo stesso tempo la pratica casana è sempre più debole. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i donne hanno cominciato a trasmettere la lingua dominante ai sovidoli per assicurare una vena approvvigionale. All'inizio degli anni 70 c'era stata una rivendicazione sociale per incoraggiare la trasmissione familiare. E all'epoca era stata fatta una locandina famosa con un citato che diceva a sua mamma: «Oh ma, parlami corso!» Ma c'è stato un piccolo problema, perché promuovere l'uso di un corso in casa è diventato in furia l'argomento di persone che erano contrarie alla promozione di un corso. E questi qui dicevano: «E vabbè, se voi volete parlare un corso, potete parlare in casa». Ma gli attivisti di un corso
vogliano generalizzare l'imparare e l'uso di una lingua, per tutti, una lingua parlata in dialogo, in casa e fuori. E tanto gli attivisti hanno incalcato l'importanza di avere un insegnamento pubblico di un corso per tutti i scolari. Tucai attendo agli insegnanti di trasmettere la lingua ai cittadini. E d'altronde sta locandina è stata modificata. Dopo il cittadino diceva: "Oh mae, parlami corso, maestra." E sti due locandini sono proprio un'illustrazione di questo cambiamento di paradigma. Infatti, le ultime inchieste sociolinguistiche di regioni hanno confermato che i più giovani imparavano di più il corso in scuola che in casa. Tanto a Wali, riconquistare lo spazio casano e familiare è una vera sfida e ci possiamo domandare: ma sarà sempre una lingua materna il corso? Nel 2019 abbiamo fatto un studio qualitativo nella trasmissione familiari. E di modo generale si può dire che gli uomini trasmettono di più il corso in quantità e in qualità. E invece i donne lo trasmettono di meno e avevano un'altra maniera più indiretta di contribuire alla trasmissione. Tanto, per i vidoli, il corso era una lingua paterna più che una lingua materna. Dunque, per concludere, si può dire che la pratica dei doni ha vinto oggi una certa visibilità pubblica, ma questa pratica ferma sempre deboli in uno spazio casano e privato. Tanto, la ricorsovonizzazione dei doni è una vera sfida oggi per sviluppare trasmissioni familiari e per la rivitalizzazione linguistica in generale. Grazie a Zamedda. Bene, Meda. Vi sarà sembrato familiare, immagino. Qualcosa di quello che avete sentito sicuramente, sono concetti che sono tornati, alcune cose diverse, altre. Tanto mi devo presentare, mi tocca. Tanto saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, grazie a Catalina, a Riccardo, che anti Boffio, a Mimmi, può questionare, può rappresentare il Susardo in questo momento di confronto. Devo Federica Marrocco, devo socia de ANS. Cerco di aiutare la gente a conoscere la Sardegna che si intende di una mirata decoloniale e transfemminista, devo a guida turistica. Per me è un'altra manna, amagata in noi con Lua, Giune, Marina e Catalina, che sa ricchezza che in tanti BTU è uno semini, che in dare bogai a regini si nosa, diseo sicura. Uno si ha dopo di domandare e tanti faccio in noi. Mi tu sei preguntata, devo e tutto, sa scena estica posso dare visibilità ai neofuedadoras, ai persone sia fuori di etichetta, di categorizzazioni, devo usarla, manti pesavo in italiano, sono alfabetizzata e socializzata prevalentemente come italiana, su sardo non è lingua materna, sei troppo italiana, poi si sarda, sono troppo italiana per essere sarda, po' cultura e po' sciopero. Pari di chi per un luogo si era bello po' maccasaggiai. Cavacili noesti, a si collocai quando sei in mezzo, in pizzo su di uno terminaggio, in pizziri dei scosas. Tanto devo bollo incominciai con un invito a su discomodo. A ture discomodas,
casa pratica transfemminista si oppone di discomodo, no, non sti fatta bene. Saluto a tutti. Come prima cosa vorrei ringraziare Bedu ANS, l'organizzazione di ANS che ha permesso di poter organizzare questa top. Voglio ringraziare l'ospite internazionali che sono venuti a Faula, è stato un piacere immano ascoltare le esperienze vostre. A Valievo e Federica avremo a fare un attimo un ragionamento, avremo a vedere che vi sono due cose comuni, di Liolti vi sono delle subordinazioni che sono sistemiche, insomma, con i scilli e cercare insomma di creare un po' una resa, no? Non solo usarla ma pure internazionali, per darci volta, per comprendere che possiamo fare, come comportarci, come possiamo fare peso le politiche linguistiche di ogni nazione senza Stato. No? Io ho 28 anni, ho incominciato a occuparmi delle questioni che trattano il logadoreso a Manna. Quando mi domandano perché, non ho mai una risposta sola, mi viene a beddu in tempi, 10.000. La prima cosa che mi viene di fare è questo di spicciarmi, di vigilarmi proprio nella collettività, perché penso che sia l'unica maniera insomma per comprendere cosa è successo, che queste cose si possano accadere solo tutti quanti insieme. Tanto io vi voglio fare una domanda a voi e vi voglio domandare quanti volte la vita vostra è inteso vani detto no fai da lo dialetto perché pari grezza, non fai da lo dialetto fuori a casa perché pari grezza, oppure no a trabalho vai da la fuori dallo trabalho o lo dialetto perché chi ci vai da italiano. Quanti di voi? Un bel di gente. Ok, tanto da che lo chiamo in studio è un po' una cosa che ci accomuna e ora già racconta insieme a Federica una storia che è nostra, che è di tutti quanti noi. Incominciamo da un po' di dati. La circa più completa e nuova che abbiamo a disponimento è stata fatta dall'Università di Cagliari e di Sassari sotto pregunta della Regione Sardegna come parte della Commissione tecnico-scientifica innanto alle condizioni allo stato delle lingue di Sardegna ed era il 2007 che si sono gli ultimi dati fonduti che abbiamo a disponimento. Abbiamo poco materiali. Conta è un atto politico. Studiare e fare statistiche aggiornate nell'ambito del rapporto tra persone sarde e le lingue della Sardegna vorrei di ancora mettere in luce tutti quanti le dinamiche di potere che determinano la marginalizzazione delle lingue della Sardegna. La mancanza di dati ha impatto umano la politica e tanto ha impatto umano ancora gli sciori e la società stessi. Non può essere una rivolta di dati prima che vi sia una decisione che nasce dall'interesse della classe politica e là è una serie di dati che da poi pone il vi a vero per agattare delle risoluzioni nella vita di ogni giorno. Diero io rappresenterei la lingua gaduresa, vi voleria portare dei dati innanto alla lingua gaduresa, ma la circa di oppo la relazione, lo liamo tra lo Ienari, cioè la questione che tocca lo Ienari è misciata insieme a questa di tutti quanti gli altri lingui.
Sappiamo che il lugadoreso genericamente si mantiene di più della lingua sarda, ma a livello di generi tutta l'isola, tutti i canti lingui dell'isola accarano le stesse questioni, le stesse problematiche, e tanto avremo io e Federica a fare un po' di cose che toccano in tutti i canti. Incomincio dicendo che oggi, quando vediamo di lingue di generi, ci scontriamo con due dati curiosi. In Sardegna le femmine preferiscono affidare la lingua italiana. Preferiscono affidare la lingua italiana a vedo di più di maschi e in a vedo più situazioni, in a vedo più momenti. Secondo Oppo, combina poi che siano i maschi più competenti in una delle lingue sarde, più e più tra i giovani, che sono i dati generici che abbiamo, che conosciamo tutti canti. E so più o manco a livello di competenze lo 61,5% contro il 45,8% delle femmine. Però i corsi universitari di Saldu, Cadureso, Sassareso, cosa è succedendo? Succede che la paltimanna degli studenti sono femmine, pare un contrassenso, no? Eppure, ha detto a questi numeri, v'è una storia difficile che tocca a tutti i canti. Tocca l'uomini, tocca le femmine, i pastori non binari, tocca i saldi e tocca pure i non saldi. È una storia, dunque, innanto a come abbiamo imparato a figurare la lingua nostra e a valgognarci, vero, a faidarla e di canto tanto esempio, tanti noi, non l'alti, nostro la classe politica, ma ancora noi, di a ragionarvi ancora e ancora e ancora, pure che non ci pari troppo, pure che non ci pari che certe cose le montesi un po' di volte. Tanto un po' di storia di Sardegna, giusto per chi non è lo sonno, e tanto vogliamo un secondo. Dal 1760 l'italiano diventa lingua ufficiale in Sardegna, ma fin dal 1900, quasi tutti i canti lì alti, 99% più o manco, fai da saldo in ogni contesto, tanto staria in casa, in un mercato, in Iesi, in ogni luogo. Poi combina qualche cosa di vino. Palmetto della società, ancora attraverso della scolarizzazione, incominciano a passare certi messaggi. Liste di femmini, più di maschi, incominciano a intendere frasi come «Li signorini, li femmineddi, non dovrebbero vai da così, in pubblico». Quando non sei in casatoia, hai di vai dall'italiano, come la dicendo prima una sedda che ha fatto una domanda. Se tu vuoi agattare un travaglio medio, non puoi pensare di vai da lo dialetto, la lingua toia, travaglio. Se tu vuoi alzare la società, non è questa la lingua che ti serve. La psicologa Robin Lakoff ha compreso che negli anni 70 e ha fatto uno studio interessante che fa di come alle stesse femmine viene imparato di più a fare da come si deve, di Moengaduresu, parlare come si deve. E è un inganno, manno. Lo fatto è che quando noi impariamo una lezione e la impariamo bene, seguiamo a contarci a noi ma stessi all'infinito, eppure all'alti, eppure alle persone che arrivano dopo di noi. Il ruolo sociale che ha la femmina dentro la società è un tema centrale per le questioni linguistiche, pure per le sciore linguistiche delle femmine ma stesse, perché più vuoi essere rispettata e più ti hai dall'alga dalla lingua toia, soprattutto in certe situazioni. Vediamo i dati un po' da più a culto. Figliamo non le competenze, ma lo comportamento linguistico. Secondo i dati OP
sempre del 2007, gli ultimi dati che abbiamo disponimento, tra i maschi minoreddi, il 12,7% fa da una lingua dalla culu babbu e l'11,1% con la mamma. Tra i femmini, invece, solo il 5,1% va da una lingua dalla culu babbu e il 5% con la mamma. Con le compagnie di scuola, invece, il 12,5% di maschi fa da una lingua di Sardegna, con le compagnie di scuola, e l'1,6% di femmine. Studio che invece di lo comportamento linguistico vediamo di competenze linguistiche, cioè di dati, la domanda che ti faccio, stai vai da hai competenza attiva in questa lingua. Sto più liste di femmine, di ero, a n. Allo manco i contesti onde gli studenti, insomma, erano sostenuti di fare dall'usallo. Ancora vedendo i competenze, però, chissà cosa anda a morire, man mano che questi femmine smannano. Che su vantaggio, infatti, veniamo manco o finta le scuole superiori onde la questione è risolta di lo tutto, tanto vuol dire che la scolarizzazione di genere succede pure in scuola e finalmente in un momento dilico a beddo come che studi l'adolescenza. Questi dati non ci spaventano a beddo, no, a me non mi spaventano a beddo. La società nostra alle femmine è sempre domandato di comportarsi in maniera decita a beddo di più in confronto alle maschi. Allora vi propongo pure un altro esperimento mentale. Dico che voi andate in un bar e fate una domanda in saldo a un uomo e da poi l'avete a una femmina, cosa vi risponde secondo voi? Vi la dico io. Alessandro Mongili, un sociologo saldo, ha fatto uno studio dove ha posto pure questa domanda e la risposta era proprio che una femmina rispondeva in italiano e un uomo le rispondeva in saldo. Come ci possiamo aspettare, come ci eravamo aspettando. Perché combina così? Questa signora ha vero sciarato, secondo voi, pensandovi di rispondere in italiano o ha seguito una norma invisibile che però è ormai parte dell'uso della società e che arriva da tempo a dare un coppione, potremmo dire, no? Come che studio teatro. E qui ci arriviamo al ruolo dell'usaldo delle altre lingue della Sardegna. Esistono le lingue beddi, che piace intendere, e poi esistono le lingue che sono di manco beddi. Ancora le lingue tanto sono stigmatizzate, proprio come combina con questa stella dello studio di Labin, insomma la sociologa di prima, Roboff, che appunto non fa in maniera decita, e tanto è uno stigma innanto. L'italiano, dice sempre Mongili, esta lingua desta modernidade, mescamente prostas femminas, ma calà deciso. Le femmine, noi, per generazioni, le femmine saldi, hanno fatto lo che paria l'unico, hanno eseguito lo che paria l'unico cammino per una liberazione da un sistema patriarcale, non ma stessi che hanno vissuto le stedi corsi, baschi, galiziani, da un sistema patriarcale che li rendeva subordinati economicamente e socialmente. Se due voto che una persona pensa che stasera io non mi pongo a fare da ingadureso, o anche non mi punia a fare da ingadureso perché mi paria di parli subito, insomma, credibilità, no? Che sta una macca, cioè anche mi fa dell'ingadureso, va. Era una strategia, questa è stata per le femmine una strategia. E ahí è una logica e in parte ha funzionato perché grazie ad Eledda, che è un Nobel, è riuscita a dare un Nobel
scrivendo in italiano in un contesto storico onde sia issa scritto in saldo non l'aria mai intu. E chi se la iritai? Lo sociologo sempre Mongili, mi è piaciuto, ma io ho letto qualche cosa, non si forse, ha dato un nome a questa cosa e l'ha chiamata, questo comportamento, e l'ha chiamata sta doppia aperta, la doppia viruta. È la stessa viruta di Anzaldúa e ha come matrica comune la violenza di una società che vuole la femmina come una rappresentazione di un sistema di valori e di messaggi che sono già decisi da qualche altro. E che la faccia arriva un montone di volte a gattarsi in un luogo che non ha sciuarato idda, ma un di è dovuto andare per forza. La questione di fondo tanto è questa: la lingua non è neutra, mai. È spiccio di ruoli sociali e di diseguaglianze. Ogni volta che vediamo noi siamo pure in un stesso contesto, in un stesso momento, contendo il luogo nostro, il luogo che abbiamo noi dentro alla società. Certe scali studi mostrano proprio che più è patriarcale una cultura, più gli uomini mantengono elementi linguistici antichi, è uno studio di Pisano. Non pascioro, ma perché sono più cucineddi, in gadurese cucineddi, da dire che stanno di più in mezzo alla cucina, a casa, davanti al caminetto. La femmina porta innanzi è galda la lingua, questo è vero, però, e che ci pure è un contrassenso, è pure un bediolti la che porta a innanzi le innovazioni linguistiche. Quando vediamo di responsabilità e carico per questa questione, è difficile e non è giusto affidarsi con chi ha dovuto adattare soluzioni per da stessi. Gli uomini hanno prima dovuto rinunciare alla lingua natia soia per guadagnare rispetto sociali e poi, in un secondo momento, hanno dovuto essere discriminati per altri motivi, paldendo acqua e sale, dimmo noi. Sacrificando lo che aiani, senza gattare lo che circani. E che non agattani per il fatto che non dipendia dalla lingua che erano trattando in questo momento. Abbiamo rinunciato alla cosa più preziosa che abbiamo, ed è la voce nostra, la libertà di sciorare, vero, e no sotto un ricatto sociale, sotto una pressione sociale, che è come comportarci. In cambio di una promessa che la società non ha mai mantenuto. E chi ne dare decidio chi si usare del leggio? Marco. Marco Miras. Pensanci, canto borta se intendio a calincuno, fendisin di beffa de sei sida in un de susardo. Eppure non doiare nuda de leggio o strano in questo zono. I scienziati che studiano argomenti in ribodeusis linguas non sanno mostrare argomenti questo bias o trociduras cognitivas stanno su de pensare sonus commenti aspidus, commenti leggius o bellus, sianta culturalis e fatto quanta palas gerarchias socialis e etnicas e si podin adattare finzas a linguas sardas de Sardigna e de minoria in generali. Po suprusu nosu non tenesu coscienza ni de cantu biazza era sa lingua, né de su fatto che s'italiano chi si questionara non è standard, ma s'adatta
a isfuedadas de su logu, isfuedadas autoctonas, naramus. Duncas, in scola nos non imparaus is linguas nostras, duncas nos indagattaus, non seus bonus a distinguere cali funti is linguas sceberadas po regionis socialis e cuddas aboddias in serenzia, no? Is pregiudizius de stu sonu bellu o leggiu a pizzus de sa lingua vunt accappiaus sul logo de sa lingua, non è scetti una discriminazioni culturali de si studiaus o no, e finza sono a discriminazioni morali. Questa tipologia de bias pertocca da s'accento puru. Fatti un corso di dizione, sei brava come guida, questo me l'hanno detto veramente, ma quell'accento non si può sentire, anzi non fa sentirlo, per essere più precisi. Tanto stesso questionendi dei pregiudizi su chi pertoccanta dei brusi sfueddaras de su meridione italiano e dei sisulas, quindi boddinti una narrativa negativa e fer tanta de brusu is categorias che funti già discriminadas po questioni de genere, etnicas e de classi, che funt assuttadas a formas de disciplinamento sociale e culturali più forti, danti già in au, Lua, finzas, Giune e Marina Puru. Dunque, naramus chi ha, per un esempio, no? Che ha omosessualidade, a sa bisessualidade, ma pure a sa malattia, sa poveresa, sa sardofonia estetia, una pratica che non decidi a mostrare in pubblico, che si accompagna da uno stigma, come intannau Cata. Dunque, sa costrinta a non essere visibili a si guai, sa persone si guardano. È interessante andipogai a più la convergenza, per fare un esempio, entre sardofonia e omosessualidade. Posso chi fa di su sardo una cosa queer. Su minisprezio de su sardo s'accappia da atras formas de discriminazioni de su giainau. Dunque sa questione linguistica era de pipigare in un logo più de importu sia da commenti sia da che a oggetto de pretesa, ma vinzas che a medio de espressioni che già i scetti su de vuedai is linguas nostras is contraria pro discriminazioni si pigadas a parisi. Show don't tell. Desu già intendi una ioi. Is femias fueddanta pro pago su sardu dei omis e ca su portamento de is femias non podi essi grezzu. Custu un tipo carapillu vinzas a chi su sardu adidentu considerazioni del linguaggio mesano fasciugu. Su de pesai filusu in italiano è stato uno sceperu fatto posa di moria da barraia goa po brincare questa condizione di subalternità ma sceperu guitta tanta gente tantas femias podi intinnai a maniera sinsilla de si sceperau a coscienza limpia italiano in pasi de sardu. In questo è preciso a narrire chi su della saia banda su sardu non bolli narri chi is femias ianta contrasa a sfuedaras locali, anzi sì, sa pro parte de is femias preguntatas in sa circa de su 2007 de opo chi adimentovò Caterina, questa femias naranta chi is linguas locali si bollinti aggiudadas, poiché che funti parti dell'identità nostra. Dunque, adesso a refudai cali sia di interpretazioni che ghetti di sannegi sopra is femias e con più forte regioni bolidi a riconosciuta sa balia rivoluzionaria su sceperu, de chistionai e de vuodai. In sardu, in istretto su pubblico, non so se fuedendi scetti de femias, ma finzas de gente che fa di parte de gruppi minorizzaus. Eus già in che su sardu tenere uno status pro bascio desi italiano in questo momento storico, in questo contesto. Mi potrei fermare qui, ma mi spiace,
ma è vero pure che il sistema de poderio s'agattant a vinsas a intro de is minoranzias. E difatti, in sa società sarda e sardofona, a isciri vuedai bene su sardo e si espertus o espertas, cusse tottu esti un usino de importanzia. In c'ha di formas di stigmatizzazioni, pochini su sardu non d'usciri vuedai bene, commenta Mimmi, può fare un esempio, o po' argumenti du vuedara si intendere chi no è madrelingua, no è stima, si intendidi, noi si insilla questa vueda, non si intendidi sa cacuminale, sa pelea con sa grammatica. Bello, Mi sto sfogando, scusatemi. Mi hanno dato un microfono, adesso mi sfogo. Se lo devi storpiare, tanto vale che non lo parli. Questo fenomeno deve essere a livello su differenti, sia per tocca da questionata in tre persone del suo proprio paru, ai commenti di gerarchia differenti. Dunque, a abitai in questo treminargiu si incibara a stigmatizzazioni del suo sardu e finza a cuddu de non uscire voi dai beni. No, è bello, no? No. Nosu es ne fuedadoras, seus bittindinci a intro dei atrus pregiudizius, finzasa, sa credenzia, chi su sardu, chi seus imparendi, e provaso a fuedai, non sia bello, sia povero. Chi sia una lingua che non è naturale, burda, bastarda. Sa lingua de isnefuedadoras, differenti esti eia. Est una lingua scappiata de su logo che in cappasa non si può da riconosci? Eia. Non è una vuedata sinsilla, non è una vuedata sinsilla. Ha mesturato vuedus de variedades e de varianti de su sardu, ha mesturato sardu e italiano, come ti se vendi deu oi. S'identità etnica movidi, viancuparisi con s'identità linguistica. E nosu viveus in una società onde a un'ala sa sardofonia s'accompagna ad uno stigma po' sa cultura dominadora. E a s'altra si pregungiaus de vuedai, io so sa prima, si pregungiaus de vuedai in presenza de fuedadoris e de fuedadoras espertas, ca di meus su giudiziu. E chi di estant appillu i sentitus chi teneus, pregungia, farta de stima de sei. Scusate se non parlo in sardo, io incomincio così moltissime conversazioni. Scusami se non ti rispondo in sardo. Mi scuso di parlare in italiano. Quando la lingua nostra balia da frentus de sigidura, finza a su sentido nostro, de su ghiseus menguada, Deus seus a lingua mia. Finza a quando non da pa portai con orgoglio, non può tenere stima de me e tutto. Ita contesti di si Deu mi intendo sbagliata po una e po s'altra cultura che in diseu villa. Non seu sarda bastanti, può essere sarda, sei troppo italiana, sono troppo sarda per sentirmi essere considerata italiana, per infilarmi in una categoria. Seu arremonendi a una certa disciplina socioculturale sardista, non scetticussa dessa cultura dominadora. Chi pretende di dennoso a sindisegai una parte de identità di chi già deneus a scorriu. De arrefudai tottu su chi s'accappiada a sa cultura dominadora. Non fai di. Una brutta notizia, non fa. Non fa. E dunque, su metticciau nostro des neofuedadoras, poni d'intreulu sia rais modellus des italianidadi,
hai cetto come su vetticciu dell'identità di sarda. E Luca serbi di una norma de studiare, certo non c'ha dato da per una. Questo non bolli di narri chi bolli di picata a metro può misurare cantu seu su sardasa. Ho quasi finito, se ho bene. Tanto devo narendido che questa lingua lingua identità di fonti distinta fungudamenti che a sa sardofonia è sta cappiata a sa sardidadi, l'italofonia è legata all'italianità e sembra che queste due cose siano due squadre per cui devi tifare, che non possano stare insieme in Sardegna, non nella realtà sarda. Eppure, sa circa del su 2007, che stia pago, questa de Oppo, proprio questa, dell'Università di De Castello e de Tattari, una cosa seria, ha di acclarau che sugli angio emozionali, con sa lingua e con sa identità di isulana, zagatta da provinza sa intresprusu italofonus, che ai giovunus, i spiccioccheddus, massimamente is femmias. Sorpresa. Is circasa inditano in sarasa chi vose mattessi si talofonia non esti un barranco a sentire apego, appartenenza ai suoi dadas localisi e mi vi questo attrivimento da questa cosa. Popoli alla dia essa questioni, noi esti un barranco a sa coscienza nazionali. Tanto su nosco, su veli, posso che si italofonia e si italianità di rappresentanta in Sardegna boli di comprendiu, cadeni di sentidu, non è una rendi che noi di aici, ma boli di vinza sai studiare in ambito di un processo più largo di appaigiamento. Brava. Federica mi ha domandato all'umanco 25 volte, ma perché mi hai chiesto a me? Perché è importante a Beddu. Federica è una di queste passioni scomodi, come come vi definita, che però ci porta alla realtà. La realtà delle cose è proprio questa, che oggi noi siamo smannati in italiano, l'italiano va a partire la nostra, questa doppia avverta è sta aperta. Tanto per me, penso pure per Federica e per l'ospite internazionale che ci hanno portato quasi praticamente le stesse esperienze, è segno proprio di tutto il lavoro che ancora vedi fa. Proprio per noi siamo che questa identità, no? Una cosa fluida, noi abbiamo vissuto questo tempo, però siamo ancora in tempo per dare un altro valore allo saldo, per iniettare e per cambiare la mirata delle generazioni che sono arrivando, che erano avvenute, no? Questo è l'importante del lavoro che vedeva Bali. Comunque, v'è ancora una parte bella della storia, vediamo pure di questa. Oggi è combinando, come dicevo prima, proprio lo che non ci aspettiamo. Chi viso a due femmini, iscritti alle corsi di saldo, ma da poi che si femmini. Delle femmini con estrazione alta, di città, che sarebbe praticamente lo contrario dei validatori che erano iniettati la statistica di Oppo. I femmini che fa danni la lingua saldo, le lingue di Sardegna erano i persone con una bassa istruzione, le persone con alta istruzione invece non lo va danni più. Sto sempre più le femmine tanto che non solo vogliono tornare a imparare la lingua, ma che vogliono diventare proprio primi attori di questo cambiamento e che penso che sia un esempio, no? Pensiamo a Flavia Floris, che maneggia Starware, è presidente di Starware.
penso a tutti i content creator, no, che vedo a Bali online, quindi Marima Meda che spopolando i social, quello che tocca al Bugadoreso, Federica Marrocco che che è una guida turistica, che fa da Ansaldo, che è turrata all'Usaldo a Manna, Dalila Manca, vedo altri stedi, ve ne sono un montone di stedi che ti sono impegnati per la lingua salda oggi. So femmine che hanno compreso questa cosa semplice che però ha un impatto umano, una rivoluzione, come ha detto Federica. È come che abbiamo compreso a un certo punto che possiamo essere saldi e liberi però pure dalle dinamiche di subordinazioni che ci hanno fatto sempre intendere di essere di manco di l'altri. Stiamo a poco pure comprendendo, e questa cosa mi piace molto, che non serve più di mandare il permesso di vai da in saldo. Mi dispiace se parlo in sardo, scusate se parlo in gallurese, il contrario, no? Succede uno all'altro. Non stiamo più aspettando che stiano gli altri a decidere che la lingua nostra, che facciamo, sia abbastanza bella, abbastanza adatta alla situazione sociale. Semplicemente la stiamo trattando. E va un'altra cosa interessante, che spesso proprio le persone che hanno subito altre forme di discriminazione, come ha detto Federica, a comprendere per primi cosa vuol dire minorizzazione linguistica. Si creano una bella arrezza in mezzo a belle comunità, che sono comunità differenti, innanto a chi sto hanno iscritto con Nicola Piu, facendo proprio era mi pare Lampata, lo mese di Pride, e tanto importanti abbedo ancora va questo tipo di travati insieme, travada con altre realtà minorizzate, e la coscienza è crescendo, secondo me, sempre di più. La coscienza è crescendo, come si dice. Quando comprendi cosa vuol dire essere posto a banda per qualche motivo, incominci a comprendere tutto canto, cioè tutte le marginalizzazioni. Quando Fulvio accoglie ha fatto a Rimani perché ha potuto vedere una rappresentazione di blues, io sono stata in grado di comprendere cos'è l'appropriazione culturale, la marginalizzazione, è un sentito di umanità, secondo me, che non tiene imparato a minori si può imparare a mano, no? Si deve sempre di imparare, di comprendere. Tanto studia che ti studia tutte le lingue manco che le nostre, praticamente. Siamo arrivati qui. Pa troppo a lunga, pa bello tempo abbiamo pensato di due sciuarà pa forza, o siamo saldi, siamo moderni e a contatto con il mondo, e siamo istruiti oppure, no, scusatemi, o siamo saldi oppure siamo istruiti a contatto con il mondo, moderni. A basta sappiamo che invece lo che abbiamo preso noi, lo che abbiamo fatto noi era a volte proprio uno sciuaro, no? Si va da dire sì, però le donne scelgono di parlare italiano. Fai demoni. Cosa vuol dire sciuaro? Le femmine che oggi sono pinendi, i corsi di lingua di Zaldigna, Mura e ancora del Ru, poi confermare questi dati. Ci sto mostrando qualcosa di abbedo potenti, di abbedo volti, che forse avremmo essere noi, vedo di noi femmine, non noi 5, avremmo essere noi avvero i primi attori di paralinga, di tempo ne d'ori, paralinga di domani. E perché abbiamo compreso cosa ci hanno fatto, abbiamo compreso cosa possiamo fare a ba. Turra a trattarla, impriarla e sciuaralla, proprio come una lingua di la libertà, come una lingua che potremmo trattare per essere non mai stessi, pieni di stampi, di buchi, misciati, misciolati, però essere sinceri, essere noi.
Scriri Gloria Anzaldúa, sa lotta dei identidades isigidi, s'identidade nostra grosa da ancora concussa de sa lotta islaccanasa. O a di, sa lotta chi si gherrausa intru ad accabai e sarà cumprire un'integrazione verdadera. Tanto, in sinterisi, chi gentimeda anti la sausa lingua in soru, nosu is neofuedadoras, boleusu dorrai appigai sa nostra. Iscieusu beni, duscieusu beni, ta boli di naia bivia zutta de sa prenza, de sa parigiamento culturale de su nazionalismo italiano. Di conosceusu su doscu, su veleno, e iscieusu beni chi essi un vraigo culturali. Chi in una certa maniera è una trassa storica, dusceusu beni. Aici tu conosceusu is problemas de sa cultura nostra. Viveusu in su treminargiu chi si giuigollo canta is identidades meticciasa. Su logu anca is fenomenus punnanta si stumbai parisi. Su logu anca si adappo di grosai su chi è prazziu. Tostadas a testarde. Ostinadas, trevessas, ribelli, ambivalenti. Nosu incarnaus s'identidade che ha calincuna cosa de fluidu, de dinamicu. Boleus torrai a contus con totu is culturas nostras. Das boleus vai a bivi in pari. Boleus chi doisiera logu possa non conformidadi. Boleus che chi nisi sia da chi voni da reginis in Sardigna pozza da mantenni e amparai totus is erenzias sua. Eus aghettai a terra con coscienza totus is tradizionis e opprimidora de d'ogna cultura. Eus apponni a prova is normas monolinguas e appesai una coscienza nazionale meticcia, popodi di abitai drettus dei medas appartenenzias de genere etnicas e linguisticas. Eus atturai, eus agguantai. Grazie. Poi dimandas a due punti sbigliatteddus. Vi do domandi, potete fare le domande, vi do dei bigliettini, se chi volete fare le domande all'ospite internazionale, abbiamo una traduttora a disponimento, Francisca, abbiamo i bigliettini qui. Non... No. Sì. Ok, allora possiamo ringraziare la traduttrice che comunque è venuta qua a disposizione per tutti quanti. Abbiamo una domanda. Solo una cosa impressa, è una pregunta poi amigas che ben ti devoras. A te livello este simparongiu de sa limba in nazione dos atras, che in Sardegna noi studiaus su sardo in scuola e mi da pragare e a fare ischire ai amigos che funti ancora in noghe qual è questa situazione
in naciones osatras. En castellano, sí, hola. Saluda a todos. Ricardo quería saber a qué nivel se estudian los idiomas, o sea, gallego y euskera en vuestros países, en España. Tu veux en français? Non, t'as compris? Ok. En Galiza, o galego disculpa, el gallego y el castellano. Está bien, pero los que no me atrevo. No pasa nada, mi culpa. El gallego y el castellano están en régimen de cooficialidad, es decir, ambas lenguas están, digamos, reconocidas legalmente y se utilizan pues, en la administración en mayor o menor medida. Bueno, los porcentajes son cuestionables, pero todos los documentos, absolutamente todos los trámites legales y con la administración pública pueden realizarse en cualquiera de las dos lenguas. Y hay un detalle en el Estatuto de Autonomía de Galiza, que es la ley mediante la cual se garantizan determinados derechos a los gallegos, en el que se dice que tenemos el derecho de utilizar el gallego, pero la obligación de conocer el español. Entonces, es en la Constitución española, no en el Estatuto de Autonomía, perdón. Entonces, esto al final lo que provoca es que, aunque se utilice el gallego en las administraciones, la administración al final te termina contestando en español y lo mismo pues, pasa en los colegios. Es decir, en teoría, tenemos, eso es cierto, una asignatura de lengua gallega en la que se da toda la asignatura completamente en lengua gallega y luego el resto del currículum, el resto de asignaturas, en teoría es más o menos mitad y mitad. Pero luego hay determinadas asignaturas que están vetadas. Por ejemplo, las matemáticas no pueden darse en gallego, está prohibido. Porque hubo una querella hace unos años que las madres y los padres, sobre todo de las áreas urbanas, decían que sus hijos no aprendían matemáticas si eran gallego. Que no, o sea, su conocimiento de las matemáticas desaparecía si se impartían en gallego. Entonces, sí, existe cooficialidad, hay muchas asignaturas en gallego. También pasa que igual está asignada una determinada asignatura, por ejemplo, imagínense, historia debería darse en gallego este año, el profesor le da igual y la da en español, eso también pasa. Pero sí que es cierto que el gallego se estudia en el colegio, que todo el mundo tiene capacidades para hablar, leer y escribir en gallego y que hay asignaturas que tenemos en gallego. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estudiar en Santiago de Compostela, que es una ciudad con un número de galegofalantes muy alto, y yo fui a la universidad íntegramente en galego y escribí todos mis tesis y trabajos en galego, que imagino que no pasa en todas partes. Claro, porque no estudié matemáticas, efectivamente. Vabbè, traduco brevemente in italiano se ci fosse qualcosa che avete saltato, ma penso che più o meno riusciamo a capirci anche con lo spagnolo. Come diceva appunto, praticamente tutti studiano gallego, ovviamente ci sono un po' di disparità e alcune materie che sono vietate, è vietato insomma insegnarle in lingua gallega. Devono essere imparate solamente in spagnolo come la matematica. Si può utilizzare il gallego in qualsiasi situazione, amministrazione, eccetera, però c'è l'obbligo nella Costituzione spagnola ovviamente di sapere parlare in spagnolo e c'è la possibilità di studiare gallego, quindi alla fine diciamo che il risultato è che poi la gente finisce per parlare in spagnolo, perché tanto anche quando vai in un ufficio o in qualsiasi posto di amministrazione poi ti rispondono in spagnolo, anche se tu all'inizio hai comunicato in gallego, quindi il risultato è un po' questo. Grazie. No, vale, estoy pensando cómo responder porque no es fácil,
porque últimamente me doy cuenta que hablo demasiado de mi propia realidad. Y Euskal Herria es muy diversa. Es muy diversa. Para quien no lo sepa, está separada en 2 estados, el estado español y el estado francés, que son los dos igual de terribles. En ese sentido, son terribles. Y bueno, yo puedo hablar de un poco de los datos, lo que dicen, un poco en general. En Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba es oficial el euskera, cooficial, esto que dicen, que a veces es bastante tramposo. En Nafarroa o Navarra depende, en el norte sí, en el medio hacen lo que pueden y en el sur no. Y en el Estado francés, evidentemente, no. Bueno, entonces, es cierto que se ha podido como garantizar un cierto nivel de alfabetización en euskera, en los lugares en los que es cooficial, y eso quiere decir lo mismo que dice Lua, que ¿cómo se dice eso? El conocimiento se supone que está garantizado, pero nuestro problema sobre todo viene en el uso. Y no solo en el uso, porque no puede ser una excusa, pero el euskera es una lengua complicada. Es complicada si no la has recibido en casa y si no tienes espacios de socialización. Por un lado, es difícil no poder naturalizarla, normalizarla, incluso hacerla tuya, ¿no? Y que no sea una cosa como muy... ahí no me sale esta palabra, ¿arrocha? Desconocido. Que no sea una cosa extraña, ¿no? Que pueda ser algo más tuyo, y por otro lado también porque a veces se queda un poco atrás, ¿no? Yo me fijo mucho en, bueno, porque he vivido en Cataluña, pero también me fijo en Galicia, también esta renovación de la lengua que se está haciendo, porque en Euskal Herria cuesta también, porque es una sociedad muy conservadora, eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, la comprensión bien, el problema ya viene en el uso, que cambia mucho, me imagino que igual que en Galicia, entre rural y urbano, y entre quien ha recibido la lengua de casa y la que no, que la mayoría somos los que no la hemos recibido en casa, que ese también es un tema. Y nosotros también tenemos, por último, muchos dialectos, que hay algunos que son casi pues, ciertos que pertenecen al Estado francés, que le llamamos Iparralde, en la zona del norte, y gente que nosotros somos de Hegoalde, que es la zona del sur, son casi incomprensibles. Y eso es complicado, y bueno, y eso es algo interesado, es algo que pasa queriendo, ¿no? Hay como una frontera ahí, bueno, administrativa y no invisible, sino que es muy real, ¿no? Que hace que no podamos, que esta estandarización de la lengua que también se intentó hacer, pues bueno, que los frutos no sean tan buenos como quisiéramos. Entonces a veces se mira a Euskal Herria como qué bien, por supuesto, hay una lengua estándar, comprensión y todo eso, bien, pero el uso de la lengua, pues bueno, no vamos en buen camino. Yo creo que el camino tiene que ser, porque me gusta mucho Galicia, pero poder renovarlo un poco, porque somos las generaciones jóvenes que tenemos que usar la lengua, y para eso tiene que ser un poco más actual, digamos, no de libro o solo de manual de escuela. Bueno, he dicho muchas cosas. Pero... No, está bien, pero ¿y qué pasa en la escuela? ¿Es obligatorio en la escuela? Sí, sí, eso es. Digamos que es por lo obligatorio. Se dan, o sea, el modelo D, que es como casi todo en euskera, menos lengua castellana o lengua española e inglés, es el mayoritario hoy en día, por suerte. Sigue existiendo algún modelo que es... Óscar igual no está de acuerdo conmigo. Hay algún modelo que... También hay alguna otra asignatura, yo qué sé, pues historia. Con matemáticas no sé si pasa. Historia es en castellano, es obligatorio, pero acaba siendo una lengua muy de... Siempre hago la broma, pero es verdad, de presentar, o sea, como de presentar en clase un PowerPoint, ¿no? Como muy así. Y luego nos falta pues esta riqueza que te da la calle, prácticamente. Entonces tenemos un poco, o sea, es como una de cal y otra de arena. O sea, por una parte sí, pero por otra parte tenemos todavía mucho trabajo. No sé si te he respondido. Nel caso invece dei Paesi Bassi la difficoltà nasce dal fatto che i Paesi Bassi siano divisi in realtà tra 2 stati, quello spagnolo e quello francese, quindi le situazioni in realtà sono molto diverse tra i 2 stati. Diciamo che in Spagna tutto sommato
il livello di apprendimento di euskera è buono, ma non ottimo, a parere di Giune, che c'è ancora tanto da fare, soprattutto perché è una lingua molto complessa, quindi questo aumenta le difficoltà anche per chi decide poi da grande, come alcuni di noi, di tornare alla propria lingua, alla propria identità. Cosa che appunto in Francia neanche succede, quindi neanche stiamo a menzionarla, però comunque è una lingua studiata anche a livello scolastico e quindi c'è un buon inizio. Ecco. E quindi in Corsica oggi il corso è insegnato dalla scuola dell'infanzia fino all'università. E dal 2002 infatti è stato creato un concorso per l'insegnamento bilingue del corso e quindi oggi la metà degli alunni segue un percorso standard con 3 ore di insegnamento del corso e la metà degli alunni, l'altra metà, segue un percorso bilingue. Con la parità oraria, il 50% in francese, il 50% in corso, cioè le matematiche, il francese può essere fatto in corso. E quindi devo dire anche che risulta che questa modalità di insegnamento è un po' insufficiente per corsofonizzare gli alunni, quindi dal 2018 il rettorato, l'Accademia di Corsica per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare hanno deciso di sperimentare un altro tipo di insegnamento detto immersivo, cioè i corsi si fanno dal 70 all'80% in corso, quindi l'insieme delle materie sono fatte in corso. E questa modalità qua, il bilinguismo immersivo, è molto sviluppato adesso e il rettore dell'Accademia vuole sviluppare questo modello anche di più negli prossimi anni e quindi all'Università di Corsica c'è anche una trafila di formazione dedicata alla formazione degli insegnanti di lingua corsa. Ecco, quindi il corso è presente in tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, superiore e all'università per l'insieme degli studenti. Ecco.